Sotto le mascherine, al tavolo dei relatori dell'azienda ospedaliera di Padova, una delegazione di medici della Croce Rossa cinese che da giorni collabora con gli omologhi veneti portando la loro diretta esperienza nella lotta al coronavirus. Per invece Padova, secondo noi siamo ancora nella fase di crescita, forse stiamo avvicinando a Apice, ma questo è molto difficile da dire perché da questi giorni, da queste riunioni che abbiamo fatto questi giorni, ci mancano alcuni dati, ad esempio i pazienti in quarantena domiciliare e come sono e abbiamo 3.000, circa 3.000 pazienti contagiati e quanti di questi sono stati contagiati a gruppetti. Questi sono i dati che ci mancano. Che ne pensano della indicazione di moltiplicare i tamponi alla popolazione? Nella fase iniziale non avevamo ancora conoscenze, comunque abbiamo delle lacune per quanto riguarda i tamponi, però quando siamo riusciti a avere i tamponi abbiamo fatto tantissimi tamponi, ad esempio a Sichuan noi riusciamo a fare più di 100.000 tamponi al giorno e questo è superiore sia ai casi di contagio che ai casi sospetti. Come afferma rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, bisogna fare tamponi, tamponi. I medici cinesi hanno assaggiato la situazione di Roma prima di verificare come si operasse a Padova. E riteniamo che le condizioni di ospedale di Padova e delle camere intensive di terapia siano in ottime condizioni e che possano fare fronte a questo. Però se si rivela che la quarantena domiciliare possa condurre ai contagi all'interno della famiglia o comunque anche ai vicini, forse questo sistema non riuscirà a reggere, non riuscirà a soddisfare queste esigenze, quindi in questa ipotesi dobbiamo proviamo anche prevedere in futuro anche altri sistemi.